Scusate, non faremo una canzone allegra come quelle che facciamo a Colorado, ne facciamo una molto più seria. Finalmente anche noi andiamo sul sociale, una piaga che colpisce tutti i giovani che girano per le strade. Non è la droga, ma è la donna al volante. Quante sono le ragazze barra donne, signore, che sono venute con la propria macchina, hanno guidato loro? Alzate la mano, non abbiate paura? Poche? Va bene, poche, ma bisogna estirpare subito questo male. Abbiamo anche un servizio telefonico, il telefono rosso, poi vi spiegherò che cos'è. Perché questo servizio? Per far sì che un domani non si vedano più immagini come questa. Vedete, questa signora era convinta di aver ragione perché la barca non aveva la precedenza. Ora non guardate noi, non guardate il maestro, guardate solo l'immagine, perché quello che vedrete purtroppo è tutto reale. Io voglio raccontarti una fiaba, c'era una svolta, ma tu sei andata fuori strada. Di dove stanotte non allarmarti, ma lo specchietto retrovisore non serve a truccarsi. E quando arrivi al castello c'è una magia, tu senza delle misure non sai proprio cosa sia. E io rido se vedo che il biglietto è distante più di un metro. Se cerchi non riesci, dopo 200 manovre dall'auto scendi a piedi e lo prenderai. Capisco tuo disordine mentale, per te la fermomotore è una pianta ornamentale. Te ne frega di scongiuri musicale, in farmacia sostiene ci sono le pastiglie dei freni. Che paura, farmi fuori resto da solo, maledetto macchingegno, tutti quei pulsanti e pressura misteriosa. Non conosci il freno a motore e ti batte forte il cuore, sulla marcia, sulla notte, che dolore, se vero non riesci mai ad andare a marcia indietro, se guardi non vedi, saranno forse i 200 peluche attaccati al vetro di mare. Davvero un incubo ricorrente, la donna evita costantemente, sei costretta a fermarti in salita. Non è possibile, tu non riesci a partire più, il freno a mano non lo usi mai. Ma forse che c'è? Mi chiedo se